Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Crisi idrica, la protezione civile, i sindaci delle zone più colpite, da Caltanissetta a Enna, si mettono alla ricerca di nuovi pozzi. Ad Agrigento, stremata dalla carenza d'acqua, si prepara una nuova protesta. Catania, le due donne che volevano punire una giovanissima rivale in amore della loro protetta hanno dato alle fiamme la sorella 26enne della vittima designata, corsa in aiuto. È ancora grave. Da oggi e sino a giovedì Lampedusa ricorda la terribile strage di migranti che 11 anni fa ha impressionato il mondo, 368 i morti in mare, tra loro tanti bambini. A Catania, allarme del sindacato UGL. Nella zona industriale un ponte sull'8ª strada è a rischio cedimento. Piloni e parapetto cadono a pezzi. Chiesto un incontro urgente con il sindaco. I cinghiali, sempre più numerosi, sono ormai un incubo per coltivazioni e orti nelle campagne palermitane. Hanno già distrutto 200 tonnellate di uva, racconta il proprietario di un'azienda vitivinicola. A San Vitolo Capo, il Marocco vince il campionato del mondo di couscous, nel festival che ha messo a confronto chef di 10 paesi all'insegna dello scambio delle culture. Calcio, gol da 3 punti di Lunetta per il Catania. I rossazzurri sconfiggono 1-0 il Monopoli capolista, dilaga il Trapani con la Turris, tripletta di Lescano. In Serie B, Palermo cerca oggi in casa del Sud Tirol di ritrovare se stesso dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia con il Napoli. Bentrovati. Le poche piogge dei giorni scorsi non hanno reso migliore la situazione nella Sicilia, stremata dalla crisi idrica. I danni a condutture e dighe richiedono tempo per tornare a regime. Per il capo della Protezione Civile regionale Cocina, i sindaci devono andare alla ricerca di nuovi pozzi. E intanto ad Agrigento si prepara una nuova protesta. Davide Sardo. Agrigento stremata e spesso rassegnata per i razionamenti idrici, ma con una nuova impennata di protesta di diverse associazioni locali capitanate dal Codacons. Il 3 ottobre è infatti previsto un nuovo sit-in perché non sono bastate le prime attese piogge autunnali a placare gli animi, ma solo ad attenuare la carenza negli invasi. Il problema, che risiede nelle condutture, richiede un tempo di soluzione purtroppo non immediato e per il capo della Protezione Civile regionale Cocina, in questo momento il problema è il reperimento di acqua sicura, certa e immediata. Purtroppo, ha continuato Cocina, in collegamento al Consiglio Comunale Straordinario di Caltanissetta, le province di Caltanissetta, Enna e Agrigento dipendono per il 50% dal prelievo degli invasi. La soluzione per mitigare tutto questo è cercare pozzi. I sindaci conoscono il territorio, ha affermato Cocina, non lo conosco io. Bisognerebbe comunque mettere i pozzi in funzione entro novembre. Si procede, anche se con un affanno, nel superamento di una crisi che tuttavia è e sarà sistemica a fronte dei cambiamenti climatici. Ecco perché i dissalatori saranno l'unica fonte di salvezza per l'isola e Schifani ha promesso la riattivazione dei dissalatori di Porto Empedocle Gela, stanziando 100 milioni di euro nella prossima manovra finanziaria. A Catania sono ancora gravi le condizioni della ragazza ustionata nel corso di una lite tra famiglie. Secondo i medici c'è il rischio di complicazioni polmonari. Si attende la convalida del fermo delle due donne accusate di tentato omicidio. Lorena Dolci. Una lite che andava avanti da mesi. Sarebbero iniziate a gennaio le schermaglie tra due famiglie scaturite da una lite tra ragazzine. Due dodicenni che si contendevano lo stesso ragazzo. Lascialo stare, lui è mio. Quelli che dovevano essere i primi palpiti di cuore sono diventati una faida tra gruppi familiari legati ad ambienti della criminalità catanese. È così che dopo un SMS di fuoco e l'ennesima lite per strada, l'incontro chiarificatore si è trasformato in spedizione punitiva. Due donne arrivano in auto sotto
sotto il palazzo in via Capuana, sul marciapiede un gruppo di amici e parenti. Poi il gesto improvviso, la benzina lanciata che manca il vero obiettivo e prende in pieno la sorella di 26 anni che neanche abitava lì e forse voleva fare da paciere. È un momento, le fiamme avvolgono Giusi. In meno di 48 ore la polizia ha fermato 2 donne con l'accusa di tentato omicidio. La ragazza ha riportato ustioni gravi sul 20% del corpo. Le ustioni hanno coinvolto il viso, il collo, gli arti superiori, ma principalmente hanno coinvolto le vie aeree superiori e probabilmente anche una parte delle vie aeree polmonari. Tutto questo impone in questo momento il suo ricovero presso la rianimazione con un'assistenza ventilatoria attraverso un tubo, ma non è detto che domani non debba essere necessario effettuare una tracheostomia per consentire la terapia di quello che sono le lesioni polmonari. In attesa della convalida del fermo delle 2 donne, le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli, compreso chi abbia acquistato la benzina utilizzata per l'aggressione. Non si esclude la premeditazione, vista appunto la disponibilità del liquido infiammabile. Su questo c'è un aggiornamento di poco fa. La Procura di Catania ha depositato la richiesta di convalida del fermo per tentato omicidio delle 2 donne ritenute responsabili dell'aggressione alla 26enne ustionata in strada. L'interrogatorio di garanzia davanti al giudice delle indagini preliminari dovrebbe tenersi domani in carcere dove le 2 donne sono detenute. A Mascali, nel Catanese, i carabinieri hanno arrestato un uomo che ha minacciato di morte e aggredito a pugni la moglie, infermiera all'ospedale di Giarre, causandole diverse lesioni. A Catania la polizia ha messo ai domiciliari un uomo per maltrattamenti, minacce di morte e stalking nei confronti dell'ex moglie, dell'ex compagna e dei 2 figli. In un'occasione l'uomo ha puntato la pistola alla testa della donna dicendole "ti ammazzo" e ha aggredito con un ferro da stiro il figlio intervenuto in difesa della madre. A Catania è in corso l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di Luca Sammartino e altri 13 imputati che, seguendo il rito ordinario, proseguirà anche domani. Il giudice unico, GUP, dovrà valutare la posizione del leader della Lega in Sicilia, che è indagato per 2 presunti casi di corruzione, che il 17 aprile scorso si è dimesso da vicepresidente della regione e da assessore all'agricoltura dopo essere stato sospeso dalle funzioni pubbliche dal GIP. Provvedimento poi confermato anche dal Tribunale del Riesame. Sammartino ha sempre contestato le accuse, esprimendo piena fiducia nella magistratura. Altri imputati in questa stessa inchiesta denominata Pandora hanno chiesto il patteggiamento, alcuni il rito alternativo. Da oggi e sino a giovedì 3 a Lampedusa si ricorda la terribile strage di migranti di 11 anni fa che ha impressionato tutto il mondo. 368 i morti in un naufragio in mare e fra loro tanti bambini. Adelaide Barbagallo. Impossibile dimenticare quelle bare allineate. Era il 3 ottobre del 2013 quando un barcone carico di migranti provenienti quasi tutti dall'Eritrea si inabissò davanti all'isola dei Conigli a Lampedusa. In 368 persero la vita, 155 si salvarono. Per ricordare, riflettere sul fenomeno migratorio che non può più considerarsi emergenza, ma una sfida che impone l'adozione di misure concrete, da oggi e sino al 3 ottobre a Lampedusa si susseguiranno una serie di incontri ed eventi. Erano circa 500, uomini, donne e bambini, ammassati su un peschereccio in avaria a pochi metri dalla terraferma e dalla salvezza. Avevano intrapreso una pericolosa traversata del Mediterraneo per fuggire dalla Libia. In una notte buia, senza luna a rischiarare il cielo, qualcuno a bordo accese una torcia improvvisata per richiamare l'attenzione. Le fiamme si propagarono subito sul ponte a causa della presenza di benzina. Per evitarle, i passeggeri nel panico si spostarono sull'altro lato dell'imbarcazione che si capovolse. Quando arrivarono, i soccorritori trovarono davanti a loro un mare di corpi. Le immagini delle bare, molte delle quali di piccole dimensioni e di colore bianco, allineate all'interno dell'aeroporto di Lampedusa, scioccarono il mondo e scossero la coscienza dell'Europa. In una delle bare c'erano una donna e suo figlio appena nato, ancora uniti dal cordone ombelicale.
A Messina un complesso immobiliare del valore di 15 milioni è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a 3 indagati per bancarotta fraudolenta in seguito al fallimento di 5 società di loro proprietà. Gli immobili confiscati erano già stati ceduti in modo irregolare a un'altra impresa, sempre legata allo stesso gruppo familiare. I pericoli della zona industriale di Catania. Oggi vi mostriamo le condizioni di estremo degrado di un ponte, il ponte sull'8ª strada. Piloni e parapetto, vedrete, cadono a pezzi, c'è il rischio di un cedimento. L'UGL, sindacato, sollecita un incontro urgente con il sindaco trentino Tonino De Mana. Il pilone si sbriciola, il parapetto cade a pezzi, blocchi di cemento che si staccano e finiscono per terra, montagne di spazzatura sotto il precario impalcato. Offre un indecoroso e pericoloso spettacolo il ponte nell'8ª strada della zona industriale di Catania, che da anni attende interventi di riqualificazione. Non servirebbe alcun commento a queste immagini con il ferro arrugginito che fuoriesce dal manufatto, che tra l'altro si sgretola con le dita. E pensare che sotto e sopra la fatiscente struttura passano auto e mezzi pesanti. L'ennesimo grido d'allarme arriva dal segretario provinciale dell'UGL Metalmeccanici, Angelo Mazzeo. I lavoratori che giornalmente vanno a lavorare alla zona industriale hanno paura, hanno difficoltà a oltrepassarlo. C'è anche una discarica sotto che si può trasformarsi in una sorta di bomba ecologica, dove già la scorsa estate, quella appena conclusa, hanno dato fuoco 2 volte e addirittura l'aria era talmente irrespirabile che diverse unità produttive che sono nella zona sono dovute uscire appunto dalle aree di produzione. Da queste parti, per ovvi motivi, dormire sotto i ponti non conviene. Per Mazzeo l'ipotesi abbattimento è l'unica strada percorribile. Va in qualche maniera abbattuto, dove si deve inevitabilmente pensare a fare qualcosa di sostitutivo. La strada è di proprietà dell'amministrazione comunale di Catania, del comune di Catania, quindi inevitabilmente noi facciamo un appello al sindaco trentino, chiediamo un sopralluogo congiunto per verificare quelle che sono appunto le condizioni sia delle fondamenta che anche del manto stradale, perché su più punti ormai è totalmente degradato. Sull'argomento occorre una seria e soprattutto urgente soluzione per evitare danni peggiori. Restiamo a Catania, sosta ingannevole o selvaggia. In un modo e nell'altro vi mostriamo strani esempi di parcheggio in via Santa Maddalena e in piazza Sciuti. Piovono così le segnalazioni di voi ascoltatori alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005. Tonino De Mana. Parcheggi folli in piazza e in piena isola pedonale, sosta selvaggia sulle strisce pedonali e anche sotto la segnaletica stradale, ed ancora parcheggi controversi dove si intravedono le strisce blu che invece sono state cancellate con un po' di smalto grigio, ma che comunque traggono in inganno. Esempi controversi di parcheggio nel centro storico di Catania e segnalazioni che piovono nella nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. In via Santa Maddalena, non distante la salita di San Giuliano, un nostro telespettatore ha inviato la foto di una macchina ferma con numerosi verbali presi in giorni diversi. In questo caso la distrazione potrebbe prevalere sull'indisciplina, visto che quotidianamente file di auto, a volte con regolare tagliando della sosta a pagamento, parcheggiano in via Santa Maddalena, compresa una macchina con pass per disabili. In piazza Sciuti invece non c'è dubbio, qui regna sicuramente l'anarchia, con auto e scooter sulla piazza e montagne di spazzatura ovunque, e siamo a pochi metri dalla centralissima via Etnea. C'è chi, prigioniero in piazza, cerca addirittura di smontare il proprio specchietto a causa di una macchina in doppia fila. I cittadini, esasperati, chiedono maggiori controlli e naturalmente l'installazione delle telecamere, unico rimedio per fronteggiare l'emergenza. Quasi estinti in Sicilia alla fine dell'Ottocento, i cinghiali sono nuovamente numerosi nelle campagne palermitane, sono diventati l'incubo vero e proprio per coltivazioni e orti. Hanno distrutto 200 tonnellate di uva, lamenta il proprietario di un'azienda vitivinicola. Desiree Ferlito. Scene come queste sono all'ordine del giorno nelle campagne del Palermitano. Qui siamo in contrada Roccabianca tra Marineo e Bolognetta. A filmare è Francesco Calderone, proprietario di un'azienda vitivinicola, dove i danni provocati dai cinghiali ormai non si contano più. Un danno di circa 700.000 euro perché per esempio nel 2022 i cinghiali hanno divorato circa 2.000 quintali di uva, cioè 200.000 kg di uva.
Un danno enorme, ci racconta Francesco, anche per i lavoratori, impegnati a cacciare senza successo i cinghiali giorno e notte. Francesco ha denunciato più volte. Ma possibile che nessuno riesca a fare nulla e a preservare il lavoro? Cioè, è diventata una cosa ingestibile. Cioè, io sono costretto in pratica a vendermi le quote dei vigneti e spiantare tutto e andarmene a passeggiare, però le 40 persone che mi girano attorno saranno costrette ad andarsene. Sull'altro fronte c'è poi chi ha imparato a convivere con questi esemplari diventati ormai una piaga per coltivatori e orti. Nel non lontano bosco di Godrano c'è Mario, l'uomo che sussurra ai cinghiali. Dai, venite qua, venite, dai, vieni qua. Mi spiace per i danni agli agricoltori, ha detto, ma a me questi animali fanno simpatia. Li aspetto tutte le sere per mangiare i croccantini con i. Anche Ragusa, come altre 35 città italiane, ha celebrato la giornata mondiale della leucemia mieloide cronica, con una camminata non competitiva per raccogliere fondi per la ricerca sui tumori del sangue e sostenere i familiari dei pazienti. Veronica Barbarino. Una camminata per sostenere la ricerca. Anche Ragusa ha celebrato la giornata mondiale della leucemia mieloide cronica con la Fit Walking for Heil. L'associazione locale ha aderito all'evento organizzato a livello nazionale in oltre 35 città, di cui 6 in Sicilia, per raccogliere fondi a sostegno dei progetti in favore della ricerca e dell'assistenza ai pazienti con tumore del sangue e ai loro familiari. L'AIL vuole lanciare con la camminata solidale ancora una volta un messaggio che tutti insieme, attraverso lo sport, attraverso l'attività fisica, attraverso il benessere quotidiano, possiamo sconfiggere i tumori. Anche una semplice camminata quindi fa bene alla salute e alla mente, non solo dei pazienti ma di tutti. La camminata sportiva può essere fatta da tutti, è un'attività che non ha controindicazioni, per cui bastano solamente un buon paio di scarpe da ginnastica e tanta voglia di camminare. Una giornata di festa in cui tutti sono stati testimoni di solidarietà. Si dà un aiuto a questa associazione. Sono socia e poi ho partecipato tutti gli anni, mi fa piacere. Ora ho portato, queste sono tutte amiche mie. Che ho portato e ci fa piacere. È andata? Benissimo, divertente, carina e piena di gioia soprattutto. Benissimo, tutto a posto, assoluto relax, abbiamo incontrato un sacco di amici, belle manifestazioni. Siamo un'altra volta qua, perché è una cosa giusta si deve fare. C'è una notizia di poco fa, 6 condanne e 2 assoluzioni. È la sentenza emessa dal giudice di Catania Grasso nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta sulle risse e i pestaggi, ricorderete, avvenuti all'ex Dogana Club. Il branco, che sarebbe stato guidato da un minorenne rampollo della famiglia mafiosa dei Nizza, per il quale si procede separatamente, questo branco per mesi avrebbe scatenato il terrore nella discoteca del porto di Catania. Le indagini sono state condotte dai carabinieri su delega della procura etnea, condanne che variano da 4 anni e 8 mesi sino a 3 anni e alcune numerose multe. Il Marocco vince il campionato del mondo di couscous, l'evento centrale del Couscous Fest, che ha messo a confronto a San Vito Lo Capo chef di 10 paesi all'insegna dello scambio di cultura, dell'integrazione, della diversità. Eva Spampinato. Quello che vedete è solo il momento finale di 10 giorni di incontri, eventi, workshop per grandi e piccoli, musica, competizioni culinarie che più che gare sono una vera e propria celebrazione della diversità e della pace attraverso il cibo, anzi attraverso un cibo, il couscous, protagonista del Festival di San Vito Lo Capo, un piatto che racchiude in sé una forte valenza simbolica, alimento universale capace di adattarsi e integrarsi nelle tradizioni culinarie di molti paesi. Me l'avevano spiegato che qua al Couscous Festival i cibi erano di grande livello, ma non così. Qui siamo a livelli altissimi
Il Marocco vince il campionato del mondo di couscous, l'evento centrale del Couscous Fest che ha messo a confronto chef di 10 paesi con il debutto di Russia, Ucraina e Cina. Lo slogan di quest'anno, Granelli di Pace, riassume l'essenza di un evento che dopo 27 anni si propone ancora una volta non solo come festival gastronomico, ma anche momento di integrazione culturale e dialogo, utilizzando la cucina come strumento di unione e ponte tra culture diverse. Storia venne rappresentata dal team di Medici Senza Frontiere. Voi state mangiando un couscous contemporaneo con questo gusto che è suo, che un anno fa è arrivato in barca, è arrivato a Lampedusa come tanti altri ragazzi che non ce l'hanno fatta, la prima volta si è spaccata la barca. La serata si è chiusa con il concerto di Big Mama, artista apprezzata per i suoi testi schietti e potenti che affrontano temi come discriminazioni e omofobia. Porto in giro, dentro, tra le parole che sento, io che penso che ho. Facciamo una breve pausa subito dopo il calcio con il Catania che torna al successo ed è nella parte alta della classifica. Pochi momenti e torniamo da voi. Il Catania batte il Monopoli, torna al successo e anche nella parte alta della classifica. La rete di Lunetta decide l'incontro. Nel finale, bravissimo Adamonis che salva il risultato. Marco Carli. Catania-Monopoli è un altro mattone, per dire alla Toscano. Contro la squadra che si presenta al Massimino da capolista arriva un successo importante che apre a considerazioni. Primo tempo senza affanni ma senza guizzi, ripresa con il gol e qualche paura, compresa una traversa degli ospiti. In generale poi va detto che alcune partite, come quella con i pugliesi, l'anno scorso sarebbero andate diversamente. Ed è un dato da non sottovalutare in vista del futuro. Rischi sì, arrivati quando si è fatto sentire il peso delle 3 partite consecutive, ma anche capacità di soffrire e di portare a casa il risultato. E poi la caparbietà, quella mostrata da Castellini nel bellissimo recupero palla che ha portato poi alla rete di Lunetta che ha deciso l'incontro. Sì, come col Benevento l'emblema è stato il salvataggio sulla linea di Sturaro, l'emblema deve essere quello deve essere la nostra identità, è il nostro DNA. Siamo contenti, abbiamo rischiato quello che dovevamo rischiare, era importante solo vincere oggi, quindi abbiamo fatto quello e siamo contenti. La fase più emozionante della partita è stata nella parte finale della ripresa. Occasioni in serie per entrambe le squadre, oltre la traversa di Bruschi, i biancoverdi sfiorano la rete in almeno altre 4 circostanze. In 2 di queste è bravissimo Adamonis su Yeboah e sullo stesso Bruschi, ma anche il Catania costruisce qualche opportunità per il 2-0, finisce invece 1-0, il pubblico esulta, Pelligra pure e Toscano può dedicare il successo a Daniele Faggiano, il DS è entrato nel cuore del gruppo. La sua presenza ieri, nonostante non sia al meglio, è stata importante. Gli auguriamo di tornare presto tra di noi perché i ragazzi sono affezionati a lui. Noi sappiamo quanto può dare al gruppo, alle dinamiche e quindi dedichiamo questa vittoria al direttore. Il Trapani cala il poker contro la Turris e conquista il primo successo alla provinciale, tripletta di Lescano. Il Messina stasera a Picerno contro una squadra ancora imbattuta. Franco Camarasana. Sembra aver inserito la quinta marcia il Trapani dopo i pareggi contro Taranto e Juventus New Generation e così dopo aver rifilato mercoledì scorso 5 reti al Potenza, ieri ne ha fatti altri 4 alla Turris, squadra imbattuta da 4 giornate, così come da 4 turni era imbattuto il portiere Marconi. E poi, cosa da non sottovalutare, sembra aver ritrovato il miglior Lescano. L'attaccante argentino, già 2 volte a segno contro il Potenza, ieri di reti ne ha realizzate altre 3, il primo al 19esimo trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo di esempio su Carriero, il secondo al 47esimo, stavolta di testa su un cross di Benedetti dopo che 2 minuti prima l'arbitro gliene aveva annullato uno per fuorigioco. Nel mezzo, al 30esimo, la traversa aveva negato il gol a Karic, tra i migliori in campo. Lo svedese però centrava il bersaglio al 33esimo della ripresa, mettendo al sicuro il risultato. A tempo scaduto, Lescano completava l'opera volando più alto di tutti, siglando di testa il definitivo 4-0.
Stasera alle 20:45 tocca al Messina scendere in campo ancora in trasferta. Affronterà il Picerno, squadra a quota 12 in classifica, 3 vittorie, 3 pari, 0 sconfitte e ben 13 gol realizzati. La squadra di Giacomino Modica però cerca conferme ai progressi evidenziati a Latina e non starà certo a guardare. E alle 19:30 il Palermo in campo a Bolzano contro il Sud Tirol. Pochi dubbi di formazione per Dionisi, che si aspetta una prova importante dalla sua squadra dopo la debacle di Napoli in Coppa Italia. Marco Gullà. A Napoli la luce del Palermo si è spenta e la squadra è caduta rovinosamente sotto i colpi dei partenopei. La trasferta a Bolzano contro il Sud Tirol diventa dunque la chance per illuminare nuovamente il cammino dopo il traumatico blackout in Coppa Italia. Il Palermo vuole vincere per mandare un messaggio al campionato. Ci siamo anche noi. Noi stiamo pensando a Sud Tirol, che è una partita molto difficile. La squadra in questo momento sta cercando delle sicurezze nel cercare di lavorare tutti per non prendere gol, al tempo stesso dobbiamo lavorare meglio per essere più efficaci in fase offensiva, ma solo lavorando tutti insieme ci riusciremo. Gruppo e coesione per avere la meglio oggi alle 19:30 di una squadra come il Sud Tirol che ha un punto in più rispetto al Palermo ed è una formazione solida. Dionisi torna al 4-3-3, Insigne, Henry e Di Mariano in avanti. In difesa la coppia centrale sarà formata da Banieca e Nicolao, Brunori pronta a subentrare a gare in corso, così come Lucioni. Al Druso di Bolzano oltre 500 tifosi rosanero. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per le prossime edizioni alle 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.